Buonasera, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale degli sport motoristici in Friuli Venezia Giulia. Dopo le notizie, nella prima parte avremo ospite Filippo Bravi, fresco vincitore della 7ª edizione del Rally Valli della Carnia. Nella seconda parte, assieme a noi, Mauro Toffoli, navigatore cross country rally, campione italiano in carica. Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi su Hyundai 20 R5 di Friul Motor conquistano la 7ª edizione del Rally Valli della Carnia, che si è corso nel fine settimana con partenza ed arrivo da Ampezzo. Vittoria schiacciante per l'equipaggio friulano, che ha conquistato tutte e 6 le prove speciali con il doppio passaggio rispettivamente sulla Passo Pura, la Val di Lauco e il Passo Duron. Finale entusiasmante nella lotta per il podio, con sorpasso al photo finish di Claudio De Cecco assieme alla figlia Lisa sulla Hyundai 20 R5, giunti secondi con un vantaggio di 4 decimi ai danni di Stefano Perucche e Dennis Pozzo su Skoda Fabia R5 della RB Motorsport sul terzo gradino del podio. Quarto posto e buona gara per Nicola Cescutti e Paolo Carnielutti su Skoda. Quinta piazza per i goriziani Federico Laurencis ed Alberto Mlacar, anche loro su Skoda Fabia. Nella top 10, con il 7º posto assoluto e primo di classe A7, si piazza Marco Zanier sulla Renault Clio Williams. Nelle altre classi, nel Super 1600 sigillo di Marco Marchiol. Successo in classe A6 per Carlo Zinutti, mentre Nicola Gaspari conquista la A5. Nella battaglia tra i 25 pretendenti di classe N2 la spunta Stefano Dallò. Gara spettacolare quella organizzata da Carnia Pistons, che ha visto il ritorno del pubblico numeroso e disciplinato, ed ora l'attesa per un'altra edizione per rivedere il classico appuntamento con la prova spettacolo di Voltois, mancata quest'anno causa Covid. Doppietta mondiale per Lorenzo Macorito nel Gran Premio d'Italia del Campionato del Mondo Enduro GP, che si è corso sabato 26 e domenica 27 giugno a Edolo in Alta Valle Camonica. Il pilota di San Daniele del Motoclub Manzano, in sella alla TM 250 due tempi ufficiale del team Boano, centra la vittoria nella classe Junior 1 in entrambe le giornate di gara, finendo terzo nella classifica assoluta Junior al sabato e sfiorando la vittoria nella gara della domenica, dove ha chiuso al secondo posto della Generale Junior a meno di 3 secondi dal vincitore e il suo compagno di team Matteo Pavoni. Il rider friulano ha dimostrato una volta di più di poter conquistare la vittoria assoluta nel campionato mondiale Junior 2021, dopo i risultati ottenuti nel fine settimana a Edolo e nel precedente appuntamento iridato in Portogallo, dove al sabato con una gara perfetta ha conquistato la vittoria assoluta tra gli junior. Il mondiale enduro sbarcherà il 17-18 luglio in Estonia per poi trasferirsi la settimana successiva in Svezia. Discorso quasi chiuso nel campionato italiano di enduro, dove il talentuoso pilota friulano si trova ad un soffio dalla conquista del titolo tricolore nella 250 due tempi, che verrà assegnato a fine settembre nella gara di casa a Maniago, con un doppio appuntamento organizzato dal Motoclub Fan. Insieme a noi questa sera abbiamo Filippo Bravi, che assieme ad Enrico Bertoldi nello scorso fine settimana ha conquistato la 7ª edizione del Rally Valli della Carnia. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, parliamo di una gara che molti hanno definito quasi perfetta. Hai vinto tutte le prove speciali, 6 passaggi con notevole vantaggio, hai confezionato una vittoria dall'inizio alla fine. Qual è la sensazione da vincitore di questo rally? No, guarda, hai detto la parola giusta, è stata una gara perfetta, nel senso che noi l'abbiamo preparata bene anche da un punto di vista mentale, perché comunque dopo a Belluno avevamo avuto buone sensazioni, ci siamo tirati via la ruggine e quindi siamo arrivati ad un pezzo carichi, cioè nel senso sapevamo di partire favoriti. Però ogni gara non è facile, nel senso può capitare di tutto durante una gara, quindi anche se sulla carta sei il favorito non è detto che poi il gioco delle variabili ti porta a vincere la gara. Una scelta tecnica aggressiva sin dalla mattina, e quindi abbiamo detto acceleriamo sulle prime 2 prove, vediamo cosa salta fuori, e alla fine ci è andata bene perché abbiamo optato comunque per una scelta di gomme più morbide, in maniera tale da avere una macchina pronta subito proprio dai primi metri, perché durante la notte comunque aveva piovuto, quindi sapevamo che il giorno dopo sarebbe stato bello, però ci sarebbero state le prove la mattina sicuramente umide,
E quindi per avere subito confidenza siamo partiti all'attacco, è andata bene subito dal primo giro del Pura, è stato ribadito anche al primo giro di Fusea e dopodiché in realtà è stato un gestire le prove cercando comunque di vincerle, perché poi per il trofeo ogni prova speciale è vinta un punto, quindi comunque era importante anche vincerle le prove. E non è facile perché devi trovare un ritmo che ti permetta di non prendere rischi e vincere le prove, quindi non è stato facile. Hai parlato prima di shakedown, perché effettivamente ho visto nel primo passaggio dello shakedown una convinzione. Da subito avete voluto misurarvi con la vettura portandola, non dico al massimo, ma quasi. Ho visto delle staccate che solitamente non si vedono nello shakedown, lo ricordiamo al pubblico a casa che il shakedown si tratta di prove, perciò non conta nulla. E voi invece siete andati fortissimo già da lì. Ma è stata una scelta, cioè nel senso, io di solito non sono un tipo da shakedown, cioè non riesco a forzare perché non riesco proprio inconsciamente a prendermi il rischio che ti prendi in prova e penso che c'è anche normale, no? Però c'erano due fattori. Uno, tecnico, volevo prendere subito in mano la macchina e lo shakedown avevamo 2 o 3 pezzi veloci che ti fanno subito prendere, come si dice, passare la voglia di andare piano e quindi prendi da un punto di vista tecnico in mano la macchina e da un punto di vista psicologico c'era tanta gente a vedere lo shakedown, anche di piloti che avevano scelto di non fare lo shakedown e vuol dire vedere uno convinto, cioè nel senso, infatti poi in realtà dopo la gara tanti mi sono venuti a dire guarda avevamo già capito tutto dalla prima staccata allo shakedown che hai fatto, che eri convinto. E una gara si vince anche psicologicamente, quindi è stato fatto apposta, tra virgolette. Un'affinità con il tuo navigatore perfetto, ormai dopo anni di gare vi trovate veramente molto bene. Immagino che anche il fatto di avere un'amicizia al di fuori dell'abitacolo, giochi delle carte importanti, favorisca questa simbiosi all'interno dell'abitacolo. Sì, ma noi sono 12 anni che corriamo insieme. Quindi di fatto poi la chimica in macchina si costruisce, cioè, in automatico, no? Cioè, nulla, come nelle relazioni, nulla nasce perfetto e bisogna migliorarsi man mano. Poi è chiaro che se fai 20, 30, 40 gare insieme, poi io so come devo dettare la nota, lui sa come darmela e alla fine tutto si risolve, cioè tutto viene in automatico adesso e tutto viene fuori molto, molto, molto semplicemente. Anche perché comunque il Carni è vero che era una gara di casa, ma di fatto noi 2 prove su 3, cioè di fatto non le avevamo mai fatte perché la Fusea era contraria, il Passo d'Uron, a Ligo Sullo, Paularo era da 20 anni, 25 anni che non la facevano, quindi di fatto a parte il Pura non è che siamo andati a memoria, ecco, cioè nel senso è stato difficile per tutti e due, è come aver fatto 2 prove su 3 diverse. E quindi ha funzionato tutto molto bene, ma d'altronde non vinci se tu non sei in forma quel giorno, se il navigatore non è in forma per il suo lavoro e se il team e la macchina non girano. Cioè per vincere una gara devono esserci almeno queste 3 componenti che girano lisce, sono girate lisce, quindi è andato tutto quanto bene. È andata bene. Senti, però bisogna dire e considerare, andando indietro di qualche anno, la tua carriera hai portato a casa dei risultati molto importanti nei trofei, e trofei minori, R3C mi sembra con la Clio, poi la Twingo facendo un passo indietro, però mancava il sigillo con una macchina, una vettura importante come la Hyundai, in questo caso una R5, perché non è facile fare il salto su vetture così performanti e continuare a essere competitivo come siete stati in questo caso, vincendo il Rally Valli della Carnia. No, non è facile. Diciamo che da un punto di vista personale ho altri difetti, cioè, proprio a livello sportivo, no? Magari in passato un'eccessiva foga, no? Che mi portava spesso a rischiare, la mancanza di capacità in passata gestione della gara, anche perché è stato anche importante Carne, perché l'abbiamo gestito bene, cosa che in passato non sempre sono riuscito a fare. Però un difetto che non ho mai avuto è l'adattamento alla macchina, cioè fondamentalmente non ho mai avuto problemi ad adattarmi alla macchina nuova. In realtà neanche dal primo test dell'R5 che ho fatto a Barcis 3 anni fa, io mi sono subito divertito, cioè nel senso non ho percepito la difficoltà di adattamento sulla macchina. Tant'è che cioè, sin dalla prima gara al Carne di 3 anni fa
comunque siamo andati forte sin da subito. Poi avevamo vinto la prima assoluta alla seconda gara in R5, l'Alpi, 3 anni fa. E secondo me fa tutto, cioè nel senso, al di là del fatto che uno possa essere più o meno abituato ad adattarsi, come ripeto sempre, l'importanza di avere dietro una struttura come Full Motor, che anche domenica è stata decisiva a livello di scelte, perché la mattina, ribadisco, la vittoria l'abbiamo costruita sul primo giro, e il primo giro, la scelta di setup da uscire, diciamo che sono stato convinto del contrario di quella che era la mia idea, perché io volevo partire con un'idea, loro mi hanno detto guarda, se vuoi fare questa cosa qua dobbiamo fare questa cosa qua. Io ben ascolto chi ha più esperienza di me su queste macchine, e alla fine hanno avuto ragione loro, quindi anche per questo di fatto è stato facile il passaggio da delle categorie minori a quelle superiori, perché di fatto sono stato seguito molto bene. E sai, quando tu sei seguito bene, arrivi lì, monti in macchina, dai le tue sensazioni, loro ti risolvono la situazione, è più facile anche andare forte da subito. Hai conquistato un rally che è molto amato, nonostante le poche edizioni, solo 7 da quando è stato ricreata questo Rally Valli della Carnia, però il pubblico lo apprezza particolarmente. Ci sono state delle prove speciali con tanta presenza. Bellissimo, bellissimo, perché di fatto il pubblico c'è poco da fare, ti dà quella cosa in più, cioè arrivare in una sequenza di tornanti in centro città, vuoti o piene di gente, cambia, cioè tu li vedi, è vero che sei concentrato, però volente o nolente li vedi. E ti devo dire la verità che io, come tanti altri piloti, anche confrontandoci, è stata un'emozione fare per esempio il passo del Duron, il Ligo Sulo a Paularo, perché era da 25 anni che non passava una prova speciale nelle loro zone, e già arrivare fuori dal paese, vedere gli striscioni, bentornato Rally della Carnia, ci siete mancati, e vedere proprio tanta gente lungo tutta quanta la prova è stato bello, ma poi basta vedere Adam Pezzo all'arrivo, alla partenza, c'è sempre tantissima gente ad Ampezzo, al Rally della Carnia, perché è una zona che vive molto intensamente il rally, è una zona di passione rallistica, e poi perché c'è da dire che comunque il lavoro della Carnia Pistons dietro l'organizzazione fa in modo che sia un evento, cioè non è solo un rally, è proprio l'evento Rally della Carnia che va anche oltre, esula il lato sportivo, ed è proprio una festa, cioè viene sentito come un evento di tutte le valli della Carnia, e questo è anche merito all'organizzazione. La vostra stagione come continuerà per questo 2021? Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè far bene le prove nostre di zona in Coppa Italia. Adesso bisognerà lavorare in questi mesi per riuscire ad andare a fare, tecnicamente la qualificazione dovrebbe essere una formalità alla finale di Modena, no? Grazie a Filippo Bravi, che assieme ad Enrico Bertoldi hanno conquistato la 7ª edizione lo scorso fine settimana del Rally Valli della Carnia. Una buona continuazione di stagione, ovviamente uno dei piloti di rally più in vista della nostra regione. Continua così, perché abbiamo bisogno dei tuoi risultati. Grazie mille a voi, grazie mille. Buonasera Mauro Toffoli, si parla di cross country rally, benvenuto a F Motori. Ciao a tutti. Allora, partiamo da quella che è la stagione 2020, dove tu con Lorenzo Codecavi siete laureati campioni italiani nel cross country rally, e questo per la nostra regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente una cosa molto positiva. Sì, positiva, noi siamo i campioni uscenti e sono contento, questo è il secondo che faccio con lui. Adesso siamo partiti quest'anno, abbiamo fatto la prima gara qui a Pordenone, la seconda in Sardegna, che per un errore che qui non si riesce a capire se è mio o cioè praticamente su 20 arrivati 18 hanno preso penalità, eravamo primi però declassati a terzi. E in Grecia non sono potuto andare con Lorenzo perché aveva un problema di salute, quindi però c'è stata, non è che non sei andato comunque, no. Perché lo spieghiamo, Lorenzo Codecà è il pilota con cui affronti anche il campionato italiano, nonché equipaggio ufficiale Suzuki, purtroppo era assente per Covid, e te non ti sei fatto mancare nulla perché era sia appuntamento per il campionato italiano ma anche per il campionato europeo in Grecia. Sì, era doppia valenza. Io sono salito con Alfio, con Bordonaro
mi è stato chiesto di supportarlo, l'ho fatto con molto piacere. È andata bene, siamo arrivati secondi, lui era molto felice perché è un ottimo risultato. Dell'europeo mi pare che siamo arrivati terzi, sì, adesso non ricordo bene perché ero puntato proprio solo all'italiano e a far prendere punti a Suzuki per la casa costruttrice, quindi è il motivo per cui poi sono andato lo stesso io da solo, sì, in coppia con Alci, insomma. La differenza tra le gare affrontate quest'anno in Italia, non so come può essere quella iniziale, l'Italian Bahia Artuña Race, e quella della Grecia, per un navigatore come te cos'è cambiato? Molto, perché in Grecia è stato un vero Bahia, come è stato quello che ho fatto con Lorenzo in Ungheria quando siamo andati nel 2019, che Suzuki ci ha chiesto di correre in Ungheria. Sono gare molto differenti, è stata molto molto emozionante, mi è piaciuto molto, mi è dispiaciuto molto non averla fatta con Lorenzo perché era a nostra portata, soprattutto su quel terreno Suzuki poteva fare molto bene. È andata bene lo stesso con Alfio. Galletti era inarrivabile perché la sua macchina è un mostro, quindi non possiamo negarlo. Anche al San Marino era netta la superiorità, anche se abbiamo fatto 2 prove speciali in meno. Diciamo che Galletti è anche un mezzo che può esprimersi bene sul fondo abbastanza piatto, perciò sfruttando la velocità rispetto magari al vostro mezzo. Ma più che velocità, ha 8 ammortizzatori che lo supportano bene in un telaio del genere. Quello che magari noi in certi continuazioni di dossi dobbiamo rallentare, lui ha sempre il piede giù e di conseguenza lì i secondi vanno. E quindi la nostra macchina, una macchina del 2006, sta facendo anni di gavetta, ormai l'ha superata, è superata. Quella di Sergio Di Galletti è una 2013, quindi l'evoluzione c'è. Comunque c'è un motore, è un ex ufficiale, quindi overdrive, quindi la macchina c'è. Sì, uno sviluppo chiaramente recente rispetto alla vostra. Senti, però è chiaro. Praticamente io e Lorenzo rompiamo sempre le scatole al presidente per farci una macchina nuova, magari adesso stanno uscendo di nuovi modelli, quindi anche nelle varie interviste che facciamo con lui siamo sempre a punzecchiarlo, però penso che anche una casa madre faccia un po' fatica in questo momento storico a decidere se buttarsi più sull'ibrido, come ha fatto poi con le Swift, oppure continuare col benzina. Toyota sta continuando col benzina anche a livello internazionale, e quindi sinceramente il motore Suzuki ci sarebbe perché lo usa nella nautica, che è il 4002. Quindi io e Lorenzo siamo sempre lì a punzecchiare, però vabbè dai, ci proviamo, adesso vedranno loro poi col tempo cosa fare. E poi non dimentichiamo perché a settembre c'è l'Italian Bahia, quella valida per la Coppa del Mondo. Sì, ne abbiamo parlato proprio tornando da San Marino, io e Lorenzo, di questo, perché non sapendo se il terreno sarà come quello di marzo oppure cambierà, perché Tavella c'è sempre il coniglio nel cilindro, quindi non sappiamo cosa farà. E quindi dobbiamo aspettare per capire il terreno, perché sarà quello di marzo. Dobbiamo solo contare sull'affidabilità di Suzuki e sperare che qualcuno combini qualcosa. Se invece si inizia ad andare dentro sul Meduna o sul tagliamento, ne parliamo. Beh, a mio avviso forse la seconda possibilità che hai detto sarà quella più probabile, a mio avviso. Però sai, Mauro Tavella lo conosciamo bene. Infatti io non dico niente, non ho neanche chiesto niente, perché poi lui cambia idea ogni 2x3, quindi lasciamo che a settembre o quando farà come ha fatto a marzo, la settimana prima che svelerà il percorso, lì ci studieremo e ci metteremo a capire come fare. Senti, ma com'è partita questa tua passione che poi è diventata una passione importante che ti ha portato a vincere il campionato italiano al fianco di un pilota plurititolato come Lorenzo Codecà? Molti arrivano al cross country rally magari con altri passaggi, non so, rally classico oppure no? Io sinceramente devo questo a Andrea Tomasini, il pilota con cui ho corso prima.
Io ho iniziato a sponsorizzarlo, la mia ditta, la Toffoli Car, è venuto qui, si è presentato e io in quel momento non riuscivo a dedicarmi alle corse perché la mia attività era partita da pochi anni e quindi non avevo il tempo. Le gare qui, Italian Bahia e quelle che faceva, l'ho sponsorizzato, ho iniziato a appassionarmi. Lui mi ha chiesto per un Bahia d'autunno sì, se avevo voglia di navigarlo, gli ho detto ma sì, avevo tempo in quel momento e da lì poi siamo andati avanti, da lì poi lui ha preso contatti con Suzuki, eravamo le seconde guide Suzuki, da lì ho conosciuto Lorenzo e mi ha chiesto se volevo sedermi, ci siamo conosciuti, mi ha detto se Andrea non voleva più stare in Suzuki, quindi lui lo sapeva e mi ha detto se volevo stare al suo fianco. Abbiamo fatto qualche prova per vedere se la mia voce, il mio modo di fare poteva andare bene per il suo genere, per il suo modo, e da qui sono 3 anni che siamo insieme e ci troviamo molto bene. Infatti sto aspettando che arrivi, che mi sta portando qui una macchina delle sue che devo sistemare, e quindi poi il lavoro ci accomuna e ci vediamo spesso anche fuori dalle gare. Questo è bello, anche questo affiatamento chiaramente anche al di fuori delle classiche competizioni. È comunque il pilota, immagino, più titolato di sempre nel Cross Country Rally, una guida molto molto esperta che ha vinto e immagino, vi auguro che continui ancora a vincere perché effettivamente siete, diciamo, la punta di diamante di Suzuki Italia. Sì, con Lorenzo ci troviamo molto bene, mi insegna moltissimo, mi sgrida molto, nel senso che sa perché io voglio imparare, diventare molto bravo. Ho delle lacune che sono date all'inizio, erano perché non stavo dietro, cioè guidavamo 1,5 secondi più veloce di come correvo prima e per un navigatore è molto, quindi dovevo veramente correre. E poi l'anno scorso, seguendo i rally, essendo in coda ai rally, molte prove, lui non era abituato alle note, quindi abbiamo dovuto iniziare a prendere le note, quindi lui si è dovuto abituare a questo. Abbiamo affinato questa cosa, quest'anno stanno andando molto bene, infatti i tempi si vede dai tempi, inizia a darmele bene, io inizio a darle bene, in alcuni punti ancora non mi dà troppi riferimenti, allora io mi arrabbio, lui si arrabbia e poi vabbè ci giochiamo, nel senso che poi tutto questo serve per crescere per entrambi, perché gli ho fatto fare dei rally con la mia macchina da corsa giusto per fargli capire cosa voleva dire anche per venire incontro a me, e facendo questo e quello siamo riusciti a sviluppare Trovare molto. Un punto d'incontro anche. Esatto, adesso ci mancherebbe solo una macchina più veloce 1,5 secondi per riuscire a stare dietro a Galetti e a Colombo, perché non tutti sanno, ma Colombo è anche stato ex compagno di squadra di Lorenzo, di Codeca, e ha un buon piede, si è visto anche qui a San Marino, si è visto anche in Grecia, solo che poi ha avuto la sfortuna con le macchine e quello appunto l'affidabilità Suzuki fa molto. Noi molte volte ci fidiamo molto, Lorenzo conosce veramente, io dico sempre, quando mi dice spingiamo, lui sa fin dove portare la macchina, qua mi dice Mauro più di così non possiamo fare, e quindi ha la padronanza del Suzuki in Gran Vitara. Grazie a Mauro Toffoli, ovviamente una buona continuazione di stagione, ci si vede ovviamente con l'Italian Bahia Coppa del Mondo a settembre. Grazie e salutaci anche Lorenzo Codeca. Grazie mille, lo farò. Grazie a tutti.